Ordine di Ferrari e Davoli, si inizia a giocare con Grimalt, Cherido, Verona, può scaricare per l'intervento di Cherido, appoggia per Casas che poi va alla conclusione e questo ragazzo veramente quando sfodera la bacchetta è terribile, ha fatto passare la sera fra una selva di gambe. Il Lodi, il tiro, Gnata gli dice di no, cenno il signor Davoli e adesso è Faris e poi Burgaia, lanza e schiaccia di Burgaia, sembrava una sfera persa, allargato in faso. Signor Ferrari Faccene si può partire, Compagno la mette dentro, riesce ad alzarla quel tanto che basta, la tira molto bene, fa 2-1 su un blu. Rifino contro Riccardo Gnata, parte Compagno, il tiro questa volta non va, poi si ferma, effettua il passaggio per Cinquini ma c'è l'anticipo di Compagno, Compagno solo davanti a Gnata, fa 2-0, 2-2 scusate, il secondo rete, volevo dire il secondo gol personale. Andare ad insaccare a questo gran portiere, il tiro passa al lato, sfera che rimane lì, non solo ma schizza, sia quello di sfruttare le grandi capacità tecniche. Intanto è Casas, ci prova, ci tira e 5-3-2-1 la finisce lì e il Forte dei Marmi non riesce a superare la capolista Lodi. A mio avviso, se c'era una squadra che meritava i 3 punti forse era proprio il Forte dei Marmi per il numero di azioni, ma il Lodi si è dimostrata squadra solidissima. Due squadre che continuano sulla falsariga dell'anno scorso, Giulio, dove si sono equivalse per tutto il campionato, due squadre che sicuramente hanno...